la vicenda del reddito di cittadinanza. Lo dico perché, siccome l'ha votata la Lega, il reddito di cittadinanza, ve lo dico, finalmente quella roba che voi avevate votato si è conclusa. Leggo sul giornale stamattina che l'assessore di riferimento ci informa che ci sono 3.000 persone in questa regione che prendevano il reddito di cittadinanza e che da domani non lo prenderanno più. Si aprirà un percorso di inserimento lavorativo. Mi chiedo come mai finora quelle 3.000 persone non l'avessero iniziato il percorso di inserimento lavorativo. Mi chiedo se davvero, appunto, come a battuta ha appena detto il consigliere Pan, erano tutti fannulloni che stavano sul divano e che adesso finalmente andranno a lavorare. Può essere, chiederemo un report all'assessore. Mi chiedo però, qualora quelle 3.000 persone venete, che fino a ieri avevano un discutibile supporto al reddito, peraltro nella stragrande maggioranza dei casi ho visto le relazioni, erano integrazioni al reddito, non era gente che non lavorava, era gente che lavorava ma non guadagnava abbastanza per arrivare a fine mese. Con uno strumento discutibile, fino a ieri, queste persone riuscivano ad arrivare a fine mese. Da domani, queste persone come arrivano a fine mese? Fanno il percorso di inserimento lavorativo. Me li vedo già domani mattina prendere e fare questa cosa. Ma da qua a fine anno, quelle 3.000, no 3 milioni, 3.000 persone, cosa fanno? Ora, faccio questo esempio per dire, se io devo fare una manovra di assestamento, me lo pongo questo problema? Perché lo Stato e il Governo abbiamo capito cosa ha detto. Si arrangiano. Ma quelle 3.000 persone, da quando non prendono più l'assegno di reddito di cittadinanza, a quando troveranno un lavoro forse, andranno ai comuni a chiedere una mano.